È nel suo pieno dell'attività il Festival della Bonifica Terre Evolute, manifestazione promossa e organizzata da Ambi Veneto con i suoi 11 consorzi di bonifica e dall'Università degli Studi di Padova. 4 giornate dense di appuntamenti dal 3 al 6 giugno. Per la sua quarta edizione molteplici i temi trattati, dall'agricoltura al paesaggio e, più in generale, il rapporto tra acqua e territorio. L'obiettivo è quello di superare assieme quelle che sono le criticità che ormai il cambiamento climatico sta ponendo a tutti noi e in particolare a chi è attivo e lavora nel territorio e nell'ambiente. Ambiente, consumo e produzioni responsabili, lotta al cambiamento climatico, energia pulita e accessibile. Su queste e altre tematiche i tecnici e gli esperti del mondo della bonifica dialogheranno insieme con quello accademico per porre le basi di un futuro più ecosostenibile. Si tratta di avere un minimo di attenzione e di agire salvaguardando la presenza dell'uomo, ma anche di tutti quegli esseri che a noi sono molto utili e che fanno proliferare la natura. Il cambiamento climatico rende urgente un utilizzo più razionale, efficiente e sostenibile delle risorse idriche in agricoltura. E allora la ricerca di un deflusso ecologico minimo che sia in equilibrio tra le esigenze produttive e le esigenze ambientali per noi è un obbligo, e qui dentro c'è il concetto di accumulare la risorsa quando è in esubero per averla a disposizione quando invece manca.